Autostrade per l'Italia rimuove e distrugga tutti i tutor presenti sulla rete. L'ordine arriva dalla Corte d'Appello di Roma dopo la sentenza della Cassazione che dichiarava illegittimo da parte della società l'uso di questo strumento a causa della violazione di un brevetto. Autostrade per l'Italia, che in Veneto gestisce la 13 e la 27, ha dichiarato che le apparecchiature verranno sostituite nel corso delle prossime settimane con altre simili che svolgeranno la stessa funzione: calcolare la velocità media di un veicolo tra due punti ed elevare una sanzione nel caso superi il limite. Dal Codacons Veneto si chiedono però chi pagherà il conto di questa costosa operazione. Perché il rapporto che c'è nella concessione è: io ti autorizzo l'incremento dei pedaggi perché tu hai avuto dei costi maggiori. Ecco, non vorremmo che ci trovassimo a gennaio dell'anno 21 con dire abbiamo avuto i costi dei tutor e vi aumentiamo il pedaggio. Questo sarebbe inaccettabile. Difficile, secondo l'associazione di consumatori, ottenere un risarcimento per chi negli anni scorsi ha pagato multe elevate con questo strumento, data la natura privatistica del contenzioso. Non c'è una illegittimità amministrativa della presenza del tutor, tant'è vero che la riscossione delle multe non va all'autostrada, va allo Stato, è un'entrata dell'erario, non delle casse di Benetton, per parlare del nostro Veneto. E quindi non vedo questa prospettiva. Il discorso però cambia, sostengono dal Codacons, per quanto riguarda le multe elevate dal momento della sentenza in poi. Si pone un problema nelle more di una sentenza, ma non per il passato, nel more di una sentenza in cui c'è stato un ordine di rimuoverli, la presenza di questi e quindi la funzione di questi può dare adito a una contestazione se uno prende la multa.